Voilà. Allora, Don Carlos, siamo nella piazza, una delle piazze di Bosa, una piazza del centro storico di Bosa. È molto bellina, ci cominciamo già a vedere un po' di turisti e niente, mi hanno consigliato di venire qui a mangiare una carbonara di mare, quindi quello che farò. In realtà non farò nient'altro. Comunque vediamo un pochettino come si comportano, sono sicuro che si mangerà bene, il posto è bellino. Ecco qua all'esterno, è bellino, appunto siamo in piazza, è organizzato bene, c'è anche ombra che depone a loro favore e siamo verso la passeggiata, diciamo, con gli alberi che c'è qui a Bosa, adesso non ricordo come si chiama la via, e niente, dopo mi farò una bella passeggiata, tornerò lungo fiume e voilà, e stasera si mangia lo stesso. Voilà, oggi Don Carlos. Bel pane, bei cuscinetti di pane. Io onestamente questi sono sicuramente vuoti perché sono leggerissimi. Quindi voilà. Sono le gallette. Gallette tipiche bosane. Sì. Eccole qua. Eccola qua. È uno spettacolo. Wow, bella carbonara di mare, ben condita. Ci sono ovviamente gamberi rossi. Ci sono delle, io penso che sia granseola, comunque delle chele di granseola, ritengo, poi non lo so, sono scampi, cozze, arselle, vongole anzi, insomma c'è di tutto, è un bel vedere, è un bel passatempo, c'è anche l'uovo ovviamente, non ho detto che appunto c'è l'uovo, si sente un bel profumo. C'è anche la botarga così giusto per condire, anche sicuramente all'interno perché il profumo è anche quello della botarga, è molto molto ben condita, sarà un passatempo da provare assolutamente, effettivamente la dritta era buona, adesso valutiamo un po' anche la consistenza del piatto. Bel piatto direi, Voilà! Ragazzi, è uno spettacolo allucinante. Ce n'è molto da mangiare, sono appena all'inizio eppure c'è ancora tanta da mangiare, ottima, ben condita, mi hanno portato anche il rompichele perché queste cose non passeranno lisce, voilà ragazzi, spettacolo davvero. Non sono riuscito a gestirle, ho scoperto ovviamente che si tratta di chele di scampi grandi, conosco bene la consistenza e purtroppo vabbè, fatte così in rosso non si aprono, e pazienza, hanno dato il gusto alla pasta, era veramente una cosa incredibile. Ecco a voi il conto, signori, guardate, allora, spaghetto fenomenale comunque, ottimo.